Un mezzo pesante usato come ariete per abbattere il cancello, poi il furto nei magazzini. Un colpo da circa 400.000 euro, quello messo a segno dal comando che ha colpito intorno alle 4 del mattino lo stabilimento Prada di Arino ad Olo. Rubate soprattutto scarpe griffate. Ad agire, secondo le prime immagini, 6 o 7 persone che prima hanno sfondato il cancello e poi piazzato furgoni e auto fuori dal polo per sbarrare l'accesso alle forze dell'ordine che una volta giunte sul posto hanno dovuto raggiungere il luogo a piedi. I mezzi sono risultati poi tutti rubati. Fin dalle prime ore del giorno il comandante della tenenza dei carabinieri di Dolo mi ha informato e da subito ho dato la mia disponibilità nel mettere a disposizione la nostra rete della videosorveglianza, oltre che tutto ciò che può essere utile agli inquirenti nel risalire ai criminali. Sono fiducioso che i militari dell'Arma risaliranno presto agli autori e li consegneranno quindi alla giustizia. Continuano le indagini dei carabinieri che unitamente al servizio della squadra mobile stanno scandagliando l'area e visionando i filmati delle numerosissime telecamere di videosorveglianza poste sia nello stabilimento che nell'area industriale di via Primo Maggio. Dalle prime visioni parrebbe che al furgone utilizzato per la fuga sia stata oscurata la targa con un pannello riflettente. Io spesso vedo la vigilanza privata qui, però adesso io non so perché io non lavoro in questa azienda, cioè lavoro qui a fianco, però vedo che sono abbastanza protetti, però riescono ad accedere indipendentemente da questo. Nonostante il via vai continuo per tutto il giorno di vertici responsabili, nessun commento dall'azienda del lusso, un fatto che ha smosso tutta l'area limitrofa e la comunità di Dolo. Mina quella che è la coesione civica, in modo particolare per un sistema economico che già in un contesto non semplice, proprio nella riviera del Brenta, nel distretto della Calzatura, è messo a dura prova.